la Filoi, la strega di Cleulis. Au, Grigos! In Carnia ogni villaggio aveva una donna che era sospettata di essere una strega. A Cleulis, paesino nel comune di Paluzza, la più famosa era la Filoi, temuta per alcuni suoi poteri e rispettata per alcune buone azioni. Si diceva che potesse trasformarsi in animale tra mezzanotte e l'una. Una notte un uomo del paese la vede trasformarsi e terrorizzato si fece il segno della croce. La Filoi tornò umana e lo ammonì. Se avesse detto il suo nome sarebbe morto entro l'anno. Se avesse raccontato la storia senza fare nomi, ma dicendo solo che era una donna di Cleulis, sarebbe rimasto vedovo. Spaventato l'uomo emigrò per lavoro in Ungheria, ma un giorno ai suoi compagni raccontò la storia senza fare nomi. Qualche tempo dopo un grosso tronco rotolando gli spezzò le gambe e impossibilitato a lavorare dovette tornarsene a casa, dove pochi giorni dal suo rientro sua moglie morì. La Filoi era famosa per vendicarsi di chi le faceva torto, ma rifiutava di fare del male per il piacere. Alla sua morte, misteriose figure vestite di nero le resero omaggio. La gente del paese era certa che fossero streghe fate, venute a salutare una di loro.